Buonasera dal Ippodromo del Savio, convegno di martedì 13 agosto. Iniziano i gentleman con cavalli di 4 anni, 1 Zayn Malik, 2 Zatoxvik, 3 Zero Giulia, 4 Zagaran Bigi, 5 Zelda Trio, 6 Zanzara Jet. Netti favori per Zayn Malik, numero 1 Marco Castaldo in sediolo, macchina che comincia ad accelerare. Partiti con Zagaran Bigi veloce che cerca di sorprendere Zayn Malik. Zagaran Bigi passa di precisione su Zayn Malik e guida all'attacco della piegata, mentre più indietro resta Zatoxvik che si oppone a Zero Giulia che deve ripiegare in quarta posizione avanti a Zelda Trio e Zanzara Jet. 200 iniziali in 15-1, Zagaran Bigi leader, Zayn Malik in seconda posizione, poi Zatoxvik, Zero Giulia, Zelda Trio e Zanzara Jet in lunga fila indiana, con quarto iniziale che viene completato in 32 da Zagaran Bigi. In seconda posizione si mantiene il favorito Zayn Malik, seguito da Zatoxvik, mentre più indietro Zero Giulia concede qualche lunghezza. Al completamento della curva e dei 600 in 46,3. Zagaran Bigi leader dunque al passaggio davanti alle tribune. In scia c'è Zayn Malik, la terza posizione in corda per Zatoxvik, poi Zero Giulia a precedere Zelda Trio e Zanzara Jet, posizioni che non cambiano nemmeno dopo 800 metri. In 1-1-3 Zagaran Bigi continua a condurre, Zayn Malik in seconda posizione davanti a Zatoxvik, poi Zero Giulia che cerca di riprendere contatto con i primi 3 chilometri, che se ne va nell'ordine dell'1-16-9. A questo punto sposta Zayn Malik e cerca di andare in caccia di Zagaran Bigi che allunga. Guadagna una posizione alla corda Zatoxvik, siamo ora a 400 dalla conclusione con Zagaran Bigi in vantaggio. All'esterno si impegna Zayn Malik, alla corda Zatoxvik, più indietro Zero Giulia che però non riesce a recuperare il gap dai primi 3. Metà dell'ultima curva con Zayn Malik che va all'attacco deciso ora di Zagaran Bigi. Zatoxvik che rimane lì e prova a spostare a centropista, ultimi 100 metri di gara con Zayn Malik che attacca Zagaran Bigi che si difende. Zatoxvik non riesce ad ingambarsi bene, lo fa invece all'interno Zero Giulia, finale con l'affondo di Zatoxvik che probabilmente sul palo alla meglio sugli avversari, arrivo strettissimo fra Zatoxvik, Zayn Malik e Zero Giulia, mentre cala nel finale Zagaran Bigi. Andiamo a rivedere, all'interno si lancia Zero Giulia, in vantaggio in questo momento è Zayn Malik, ma a centropista la progressione di Zatoxvik è quella vincente. Filippo Monti porta alla vittoria Zatoxvik di precisione, 8,56 la quota per Zatoxvik. Filippo Monti in sediolo per il training di Vito Denunzio. Un arrivo davvero molto combattuto. Andiamo a rivedere, Zagaran Bigi entra in testa ma ai 100 finali si arrende a Zayn Malik che però deve vedersela con Zero Giulia e soprattutto con Zatoxvik che si ingamba bene proprio nel finale e nelle ultime battute riesce a battere di precisione Zayn Malik, mentre al terzo a contatto finisce Zero Giulia.